Milano. Da Palermo per rapinare le banche, catturati dalla polizia. La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica di Milano, ha eseguito a Palermo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 trasfertisti palermitani responsabili di 3 rapine consumate ed un tentativo di rapina in danno di istituti bancari Ubibanca commessi a Milano tra i mesi di maggio e agosto 2019 e che hanno fruttato complessivamente 297.931 euro. I rapinatori, tutti residenti a Palermo, sono stati raggiunti dall'ordinanza emessa il 22 maggio 2020 dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica di Milano. Le indagini condotte dalla squadra mobile della Questura di Milano con la collaborazione dell'omologo ufficio di Palermo hanno consentito di ricostruire l'esistenza e l'operatività di un gruppo criminale dedito alla commissione seriale di rapine in banca, ricorrendo a un modus operandi collaudato e sistematico per opera dei cosiddetti trasfertisti che a geometria variabile sono risultati coinvolti nei singoli episodi. Le numerose intercettazioni telefoniche e ambientali nelle autovetture nella disponibilità degli indagati, i servizi di osservazione e pedinamento, l'analisi dei tabulati telefonici e riscontri, culminati nell'individuazione del covo in un appartamento di Rezzano dove venivano ospitati i vari componenti della banda che rimanevano a Milano il tempo utile per la ultima pianificazione e realizzazione di ogni singolo colpo, hanno permesso nel loro insieme di ricostruire il ruolo investito da ciascuno di essi nel corso di ogni rapina. Ogni rapina è stata commessa utilizzando dei taglierini per minacciare i dipendenti e i clienti che venivano bloccati in attesa della riapertura temporizzata dei cavò, permettendo all'interno degli istituti bancari fino a 50 minuti. Nel corso della rapina in via Washington, dal 7 agosto 2019, i rapinatori hanno utilizzato delle fascette da elettricista per bloccare le persone all'interno della banca e in più occasioni hanno fatto ricorso al mastice Attack per coprire i polpastrelli delle dita e non lasciare le loro impronte digitali. Un palcoscenico per Milano. Questo è il titolo dell'edizione 2020 di Estate Sforzesca, che si propone dopo il lungo periodo di lockdown come una vera e propria piattaforma di sperimentazione per i nuovi processi di produzione e nuove forme di accesso all'aperto allo spettacolo dal vivo nel rispetto delle misure previste dalla legge. Questa 8ª edizione della rassegna, ospitata come sempre al Castello Sforzesco, offre un palco a molti operatori milanesi, la cui attività è attualmente limitata dalle norme restrittive per gli spettacoli in luoghi chiusi, e ai cittadini, che per tutta l'estate, dal 21 giugno al 3 settembre, potranno assistere ogni sera a uno spettacolo live. Estate Sforzesca, promossa e coordinata dal Comune di Milano, è il cuore di Area di Cultura, il palinsesto di iniziative che accompagna la ripresa dello spettacolo dal vivo e delle attività culturali in città, che proporrà 80 appuntamenti con oltre 40 concerti, 20 spettacoli teatrali e 4 di danza. Del programma, ancora da definire del tutto, è stata annunciata solo la prima parte del calendario, che andrà dal 21 giugno fino al 12 luglio. La partecipazione agli spettacoli sarà su prenotazione obbligatoria anche per quelli a ingresso gratuito e l'accesso al Cortile delle Armi sarà contingentato. Per ora sono previsti 360 posti a sedere, opportunamente distanziati tra di loro senza posti in piedi. Previsti anche il controllo della temperatura all'ingresso e il distanziamento fisico. Sono 5 le nuove aree pedonali approvate dalla Giunta nell'ambito del piano di allargamento degli spazi pubblici destinati alle attività commerciali, che porterà nei quartieri nuovi luoghi da vivere in sicurezza e nel rispetto delle norme sul distanziamento sociale, tassello della strategia Strade Aperte e più in generale del Piano Milano 2020. La Giunta ha quindi approvato la pedonalizzazione temporanea di Largo Treves, Via delle Forze Armate, Piazza Giovine Italia, Piazza San Materno e Via Santa Tecla. Le nuove aree pedonali istituite saranno in vigore 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 fino al termine del periodo emergenziale, oggi definito al 31 ottobre 2020. Sarà comunque garantito il transito e la sosta di mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia, di veicoli in supporto ad eventi e quelli adibiti alla pulizia e manutenzione stradale. Le località dei diversi interventi sono state individuate in base alle richieste arrivate in queste settimane dai commercianti nell'ambito delle nuove procedure semplificate per l'occupazione del suolo pubblico, che prevedono la possibilità di posizionare tavolini, sedie e ombrelloni su strade, marciapiedi e aree verdi. In base alle richieste pervenute, nelle prossime settimane potranno essere individuate ulteriori località dove applicare analoghi provvedimenti.